Però insomma sono partite equilibrate dove ci può star tutto. Prima aveva battuto il Bregazzi, intanto siamo partiti. Monza, poi grandissimo Motarana, e viene trattenuto, c'è il fallo di squadra già battuto, se ne stava andando, il tiro e Casas, mamma mia, un'ennesima magia di Potter Casas. Donato Minonne, battuta il numero 6 Borgo che manovra sfera, attaccato da Rubio, ancora Borgo al centro, al pari di Nadini, lasciato in solitario per Motaran. Motaran cerca il varco, ancora Ambrosio nel centro per Motaran, il capitano fa 2-1 e lo fa praticamente invertendo le parti, perché il passaggio bellissimo di Ambrosio in una qualche maniera a sfera lontana con la stecca i difensori biancorossi. Casas ancora, il tiro, mamma mia, una fucilata mostruosa dalla tre quarti e Potter, poi il tentativo di passaggio al centro non riesce, l'intervento di Casas a tu per tu, ci prova, eccola là, la stecca con la piuma di Fenice di Potter Casas alla sponda, un rimpallo, poi arriva Casas, porta via sfera per il gol di Rubio, servito magistralmente da Casas, aspetta, deve aspettare il piazzamento dei compagni, mantiene il possesso della pallina comunque fra tre avversari, serve all'indietro Motaran, 6:30 alla fine, ancora Burgaia, attaccato, resiste la carica, manovra all'indietro, Motaran in possesso di pallina, il tentativo di Burgaia, eccolo, finalmente riesce a buttarla dentro anche Burgaia, in quello che forse è battuta in questo momento Motaran, il tiro di Motaran ancora murato dal portiere Zampoli, e intanto sfuma questa superiorità numerica che non sono riuscito ad afferrare, che stavamo parlando di tutt'altro, e di fatto il Forte dei Marmi con Giovannetti, con Maremmani che fa 7-1, servito molto bene dal compagno Giovannetti. Armi per allargare ulteriormente il risultato, ma insomma del resto si può dire che forse è un po' troppo pesante il passivo, però il Forte Marmi le reti le ha meritate tutte. Adesso va in gol anche l'ultimo entrato. Antonioni, quello è un bimbo di Casarossa e fa l'8-1. E nel primo tempo era riuscito a rimediarlo il Monza, nel secondo è chiaro che era il terzo gol di distacco, e poi a quel punto lì il Forte dei Marmi ha giocato, finisce in questo momento, ha giocato facendo valere la propria superiorità tattica e tecnica, quindi credo che il risultato sia del tutto meritato, forse ripeto, come hai detto giustamente te, un po' punitivo per quanto riguarda il Monza che abbiamo visto nel primo tempo.